Buonasera, ben ritrovati da Marco Gileri, parte F Motori, il motorsport raccontato su Telefriuli. Prima parte avremo ospite Giorgia Blasic, la giovane promessa del motocross nazionale del Motoclub Bibbione. Seconda parte assieme al patron di Friul Motor Claudio De Cecco, che ci racconterà le grandi novità 2021 del team di Manzano nelle competizioni rallistiche. Partiamo con le notizie. Straordinaria prestazione per Lorenzo Macoritto nel doppio appuntamento di campionato italiano assoluti d'Italia di enduro sabato 27 e domenica 28 marzo a Custonaci in Sicilia. Il pilota di San Daniele, portacolori del Motoclub Manzano, rider ufficiale del TM Boano Factory, con una gara all'attacco conquista la classe 250 in entrambe le giornate, piazzandosi al quinto posto della classifica generale al sabato, terzo tra i piloti italiani, migliorandosi la domenica con il terzo gradino del podio dell'assoluta, secondo tra i piloti nazionali. 2 giorni di gara che hanno consacrato il pilota friulano tra i protagonisti assoluti del massimo campionato tricolore, riconosciuto come il più competitivo a livello internazionale per la presenza di alcuni piloti stranieri protagonisti della scena iridata. 2 volte secondo dietro a Lorenzo Macoritto nella classe 250 due tempi l'avianese Maurizio Micheluz su Squarna, alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio alla spalla patito nella scorsa stagione. Le soddisfazioni per il Motoclub Manzano arrivano anche dalla brillante prestazione siciliana del giovanissimo Riccardo Fabris su Fantic 125, che firma la vittoria in entrambe le giornate di gara nella classe Yacht, in un weekend in netta crescita dopo la gara di inizio campionato. Una buona serata a Giorgia Blasic. Allora, ben ritrovata dopo un po' di tempo qua a Telefriuli. Sì, buonasera Marco. Allora, andiamo così a ricordare una pilota di motocross che ha lasciato il segno in questi anni. Dopo c'è stato un anno e mezzo di pausa, poi si è ritornata nel 2020 veramente alla carica, portando a casa ottimi risultati, e quest'anno nuova moto, nuovo team, nuovi stimoli, perciò per fare bene ed importi, come hai già fatto a Malpensa lo scorso fine settimana, portando a casa un risultato importante, vero Giorgia? Sì, ho fatto la prima gara del campionato italiano femminile lo scorso weekend a Malpensa e ho vinto la mia categoria a 2 tempi e ho fatto sesta assoluta. Beh, ricordiamo che comunque tu ti battevi con delle piloti che hanno molto più esperienza di te. Sì, Tu sei sì. del 2005, perciò devi compiere 16 anni, hai 15 anni, di conseguenza c'è chi è molto esperta e chiaramente ti vede come di buon occhio, nel senso che sarai concorrenza in futuro, ma lo sai già anche adesso però. Sì, è un livello molto alto, dato che appunto mi confronto con dei piloti che hanno molta più esperienza di me e avendo molti, sì, più anni di esperienza di me, quindi sono delle gare belle intense, belle forti. Io ricordo che quando ti battevi contro i maschietti nel campionato italiano Super Mare Cross c'era una categoria unica, perciò tu gareggiavi assieme ai maschietti e ti piazzavi sempre tra i primissimi posti, perciò hai dimostrato sin da subito, quando eri giovanissima, di andare forte, poi hai continuato e stai continuando anche adesso. Sì, sì. Senti, c'è stato un anno poi di pausa, 1 anno e mezzo mi sembra, e poi un ritorno importante al fianco, diciamo, del team di Chiara Fontanesi, pluricampionessa del mondo di motocross. È stata una bella avventura anche quella per riprendere e soprattutto per rimetterti in mostra. Raccontaci. Certo, dal 2019 fino al 2020 mi sono preso un anno di stop per riflettere quello che volevo davvero fare, se era la vita da sportiva che volevo continuare a fare o volevo fare una vita da adolescente normale andando a scuola. E in quell'anno ho capito che in realtà quello che voglio fare è fare motocross e l'ho capito proprio confrontandomi con i miei coetanei e capendo che abbiamo dei pensieri molto diversi e soprattutto io, essendo stata abituata sin da piccola ad avere obiettivi, loro non ne avevano e per me questa cosa mi faceva male e quindi ho voluto ricominciare proprio per avere degli obiettivi, per avere uno spirito diverso e per fare quello che mi piace. Considerando anche che la tua strada era già segnata, nel senso che avevi dimostrato di andare molto forte in campo nazionale ma anche internazionale, perciò sapevi di poter riprendere la guida a un certo livello, cosa che poi è avvenuta.
Sì, sì, sì. Quest'anno è cambiato tutto, nuovo team, nuovo motoclub, dico bene, il motoclub Certo, Biglione. Motoclub Biglione. Poi c'è una nuova Sì. moto, tutto nuovo ed è partita bene comunque la stagione. Allora, qual è stato il tuo primo approccio con una moto nuova, un marchio Gas Gas che ritorna con chiaramente il supporto KTM, perciò non è nulla di nuovo, è un marchio che si sta così di nuovo gettando su tutto l'off-road, non solo motocross, c'è anche ovviamente l'enduro e poi l'abbiamo visto anche nel motomondiale, perciò un marchio emergente che torna così sulla cresta dell'onda. Per te quali sono state le sensazioni di questa nuova moto? Allora, dal passaggio dalla KTM, appunto, con cui ho corso l'anno scorso, sempre 125, e alla Gas Gas 125 con cui corro quest'anno, diciamo che non ho sentito molta differenza, ovvero ha una ciclistica molto bella e come moto mi piace tantissimo. Diciamo che è molto simile alla KTM, cioè è come una Certo. KTM, quindi Tornerai però ancora sulla sabbia a gareggiare? sì, ho fatto la prima gara di Rosolina quest'anno, e quindi le prime due gare della Super Mare Cross a Rosolina. Le ho prese giusto proprio per fare un po' di esperienza, per fare un po' di cancelletto, di partenza, insomma, prima di Malpensa. E mi mancava correre nella sabbia, dato che era da un anno che non mettevo piede sulla sabbia, Hai è rivisto stata anche tanti sempre... amici, immagino, hai rivisto tanti Sì, amici sì, sì, ho nelle rivisto gare. tutti gli amici, sì, 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 è stato bello, sì. Poi correre nella sabbia mi è sempre piaciuto, quindi è stato bello, sì. Senti, la stagione come continua la tua? Continua facendo tutto il campionato italiano femminile, farò tutto il campionato del mondo, e quindi una stagione bella intensa. E poi vorrei fare anche il campionato europeo femminile, Covid permettendo, quindi vediamo un attimo come andrà a finire. Hai parlato di fare l'intera stagione del campionato del mondo. Quante tappe compongono appunto la stagione del mondiale 2021? Ci sono 5 tappe, la prima è il 25 luglio, sì, 25 luglio, e niente, sono 5 tappe. Se vuoi ti dico Eh un beh, po' ci dove si saranno. sta. No, beh, chiaro, non puoi sapere neanche tu Ok. come memoria, immagino. Che... Dipende un po' col Covid, appunto, dipende Certo. un po' se Beh, cambieranno le cose oppure no. beh, nonostante tutto, comunque Covid permettendo, come lo permettevi te un attimo fa, le idee sono chiare, c'è un programma molto impegnativo, un programma internazionale con il mondiale, con l'europeo, come accennavi, tutto il campionato italiano, e ti sei fatto anche qualche gara di Super Mare Cross, però diciamo che per il momento non mancano gli appuntamenti, anzi. No, 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 sono bella impegnata e ho davanti una bella stagione intensa. Parlando invece di allenamenti, come ti alleni durante la giornata, durante la settimana? Quanta moto, quanto fisico, palestra, bicicletta? Ma dipende un po', di solito cerco di fare sui 3 allenamenti in moto durante la settimana, e invece i giorni in cui non vado in moto mi alleno sempre fisicamente, faccio doppia seduta la mattina e al pomeriggio, quindi cerco di tenermi sempre in forma per rendere meglio in moto, ecco. Tu hai detto una Sì. cosa, confrontata ai tuoi coetanei, diciamo, non avevi stimoli, almeno loro vedevi che non c'erano dei stimoli per poter fare un qualcosa, anche perché forse tu sei partita già da giovanissima avendo degli Sì. obiettivi sportivi che poi aiutano anche la crescita nella vita. Avere un obiettivo davanti sportivo può essere un obiettivo anche diverso. Quando sei abituato a lottare, a chiaramente sacrificarti, diventa forse tutto più facile un domani. Certo, è proprio il fatto di avere un obiettivo di vita, che non deve essere per forza lo sport, anche per altre cose, però il fatto di avere un obiettivo, non vivi la giornata, no? Che dici, vabbè, vivo la giornata così come va e poi si vede. Avere un obiettivo comunque ti crea degli stimoli e vai avanti col sorriso e con la voglia di fare, non senza, insomma. Senti, è soddisfatto il tuo babbo, il tuo primo tifoso di quella che è la tua stagione, di come è partita? Cosa ti dice? Che consigli ti dà? Sì, sì, loro, cioè la mia famiglia è contenta, sono tranquilli e tifano sempre per me, insomma, mi sostengono sempre.
Che poi è l'esordio, diciamo, con il motoclub Bibione del presidente Sì. Max Zamparo. È un esordio anche se poi voi siete sempre stati molto collegati a questo motoclub. Adesso con il 2021 entrate ufficialmente in questa famiglia, grande famiglia che voi conoscevate però molto bene, vero? Certo, certo, noi siamo molto amici con Massimo e quindi è un super piacere essere all'interno del suo motoclub. E Sono immagino, molto visto contenta. che loro hanno già le idee chiare a calendario per l'autunno, ci sarà in quel caso lì il trofeo KTM sulla sabbia e poi c'è anche una gara particolare, di solito al sabato sera, che più per crossisti che altro, lo hanno dimostrato quest'anno, perciò ci devi essere per forza a Sì, ottobre. sì, Hai sì, visto sì, qualche sì. immagine di quella grande festa di sport? Nonostante il Covid, fortunatamente c'era la possibilità di ospitare pubblico con le restrizioni, però c'era ed è stata veramente una serata fantastica, un po' con tutto il weekend. Che impressione hai avuto da questa? Certo, io guarda quella gara sono andata a vederla 2 anni fa, mi sembra, quella in notturna parlo, ed è bellissima secondo me, cioè fa la sua figura, è una pista davvero bella grande e in notturna così è bello, è emozionante secondo me, Poi per è un una bella gara. pilota sentire il pubblico, il calore e vivere un'emozione del genere con il pubblico proprio attaccato al tracciato di gara è sempre un qualcosa di particolare, perché il pubblico pensa che voi non vi accorgiate di quello che avviene al di fuori, però il calore si sente. Certo, certo, sì. È Allora, bello quando ci sono le persone che tifano, insomma, sì. Giorgia, noi ti auguriamo una buona stagione che è già partita bene, Grazie. ovviamente terremo aggiornati anche gli amici di Telefriuli, un grazie a te, ovviamente ti auguriamo una buona Grazie a serata e voi. una buona stagione 2021, abbiamo sentito un attimo fa il campionato italiano, un po' di europeo e anche il mondiale motocross femminile. Certo. Grazie, ciao Giorgia, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Buonasera a Claudio De Cecco, un ben ritrovato dopo un po' di tempo, lo facciamo chiaramente in collegamento Zoom. Buona serata Claudio. Buona serata anche a voi. Allora, partiamo da quello che è stata la bella novità per l'apertura della stagione, che ha visto il marchio Friul Motor legarsi a Hyundai Rally Team con Andrea Grugnola, partito con i rally del Ciocco, ma c'è stata anche una gran bella novità con Thierry Neuville, il pluri vice campione del mondo. Ho assistito da voi, è stata sicuramente un fine settimana da ricordare quello per Friul Motor, ma non finisce qua. Partiamo, torniamo indietro di un paio di settimane a commentare la gara toscana. Ma sì, allora lì è nato tutto che ho ricevuto una telefonata da Andrea Damon, team principal di Hyundai, che appunto mi coinvolgeva in questo progetto di fare il campionato italiano assoluto rally con Crugnola, campione in carica della stagione scorsa, rappresentando la Hyundai Italia, quindi Hyundai Rally Team Italia. E da lì è partito, diciamo, tutto il progetto. Poi al Rally del Ciocco abbiamo seguito anche Neville, che ha fatto una gara test per prendere un po' di feeling, perché ha sostituito il navigatore prima dell'Arctic Rally e quindi ha fatto la gara, diciamo, per acquisire feeling con il suo navigatore, e l'abbiamo seguito noi. È andata bene, metà è andata bene, metà no, perché ovviamente Neville ha vinto la gara, quindi questo è stato molto soddisfacente. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema con Crugnola ad un semiasse che gli ha fatto perdere un po' di tempo, ma diciamo che poi, i tempi comunque arrivavano, nonostante, diciamo, il problema semiasse, gli altri riscontri c'erano, perciò se la poteva giocare comunque per la gara, in quel caso valida per il campionato italiano. Sì, stavo dicendo appunto che la seconda parte di gara, diciamo, ha cominciato a prendere feeling con la macchina, anche perché ovviamente era la prima volta che la usava, e ha finito in crescendo, e quindi questo ci fa ben sperare per il proseguo della stagione. Proseguo della stagione, mi accennavi fuori onda che ci sono delle gran belle novità per Friul Motor dalla gara del Rally di Sanremo. Spiegaci queste novità e soprattutto il blasone di chi andrai così ad affiancare. Ma allora, a parte Crugnola ovviamente al Rally di Sanremo, a Sanremo seguiremo anche Prim, poi
poi forniremo la macchina anche a Oliver Solberg, quindi avremo 3 macchine che corrono a Sanremo con un bel impegno, insomma. Grande impegno, ma soprattutto anche con dei piloti che hanno un nome, che se la giocano, corrono anche ad altissimi livelli, perciò dopo l'esperienza del Ciocco arriva con Neville, arriva anche un'altra bella novità. Questa forse a corollare quello che poi è una collaborazione di tanti anni con il marchio coreano per te, perciò sono belle soddisfazioni che arrivano dopo tanto lavoro. No, beh, quello sicuramente, perché noi abbiamo creduto nel progetto della I-20 R5 fin dall'inizio, dalla nascita, diciamo, del reparto Costume and Racing. Quindi già la prima stagione avevamo acquisito 2 vetture loro, da lì ci hanno sempre coinvolto in vari progetti loro e quest'anno sicuramente è un programma importante. Ovviamente avremo comunque il programma anche come Hyundai Slovenia, visto che negli ultimi 2 anni abbiamo vinto il campionato con Turk, quindi sì, si prospetta una stagione piena. Diciamo che la vittoria con Rock Turk per tanti anni ha consolidato il rapporto, immagino, con Hyundai, e questo ti ha poi proiettato anche e creato delle opportunità nuove, come è avvenuto appunto in questa stagione. Sì, beh, come dico, già nel 2017, se ti ricordi, avevo fatto io il campionato come Hyundai Slovenia, e nel 2018, ma purtroppo non sono riuscito a vincerlo, arrivando secondo. Poi le 2 stagioni successive con Turk. Abbiamo già avuto diciamo, il coinvolgimento di Hyundai anche nel programma nel mondiale con Tempestini, che facemmo 5 gare del mondiale e vincemmo anche il campionato rumeno. Quindi diciamo che ogni anno abbiamo sempre comunque avuto degli aiuti, delle collaborazioni con Hyundai Motorsport. Quest'anno sicuramente è un programma, cioè rappresentare la Hyundai, il Team Italia in Italia per un team italiano, è sicuramente, insomma, una cosa che ci fa molto piacere. Sicuramente gratificante. È chiaro che è stata una scelta netta la vostra, perché prima c'era il marchio Citroën e Peugeot, vetture molto competitive e prestanti che avevate, poi la linea si è sbilanciata quasi totalmente verso Hyundai, perciò siete stati premiati da questa vostra lungimiranza, perché forse al tempo era una grande novità la R5 Hyundai, però c'era un grande punto di domanda. Avete rischiato, ma siete stati premiati anche da questa vostra appunto modo di vedere il futuro. Ma allora, tutto è nato perché sono stato coinvolto, sono stato invitato ad un test in Francia dove appunto si provava questa Hyundai R5 e ci andammo io e i miei figli, e già da subito ci accorgemmo che la macchina era sicuramente valida. Avevano utilizzato tutti, diciamo, fornitori, dal motorista Pipo, che è stato motorista per tanti anni di Peugeot, di Ford, dal cambio che era richiesto. Cioè, ci siamo resi conto subito che ovviamente la macchina era valida. E da lì appunto mi ricordo che tornando a casa si diceva che se era da fare bisognava farlo, diciamo, subito per essere fra i primi, e quindi ci abbiamo creduto e poi da lì è nato un rapporto che ovviamente è stato sempre positivo anche a livello di macchina. La macchina è molto affidabile, cioè è stata una scelta sicuramente vincente. Claudio, è stata una stagione veramente durissima, quella 2020. Fortunatamente si è mosso qualcosa nelle competizioni e soprattutto nella seconda parte dell'anno. Come avete vissuto quei momenti difficili? Perché ovviamente con le gare bloccate per voi diventava problematico sotto tutti gli aspetti, immagino. Ma io, per quanto ci riguarda noi, l'anno scorso abbiamo avuto una perdita di fatturato dell'80%. Quindi è stata una stagione difficilissima. Siamo ripartiti a luglio, però una gara si faceva, l'altra si annullava, e quindi fino a quando non è arrivata l'offerta di Hyundai, diciamo che ero abbastanza preoccupato, perché ovviamente non è stato facile uscire dalla stagione scorsa. Quest'anno siamo ancora in piena pandemia, quindi speriamo bene. Diciamo, con questo programma perlomeno il campionato italiano assoluto sembra che comunque vada avanti, e quindi ci auguriamo che passi e che finalmente si torni ai tempi normali.
Senti, invece te come pilota, quando ti rivedremo all'opera, chiaramente compatibilmente con quelli che sono gli impegni come team manager di Friul Motor? Ma allora io ormai ho raggiunto una certa età e quindi no, corro anche un po' per divertimento. È 2 anni che riesco a qualificarmi per andare alla finale di Coppa Italia a Como, è 2 anni che riesco a vincere la classifica over 55 e quindi vediamo se quest'anno, intanto in questo momento veniamo da un mese dove abbiamo dovuto concentrarci su quello che dovevamo preparare, quindi non ho pensato tanto alle mie gare. Adesso se ci sarà un po' di calma spero di riuscire a fare qualche gara di zona e magari riuscire ad andare alla finale, che quest'anno non sarà a Como ma sarà a Rally di Modena. Rally di Modena, ricordiamo la finale perciò di quelli che sono poi vari appuntamenti in Italia, perciò Claudio lo scorso anno ci è andato in quel caso a Como, perciò ovviamente strizza l'occhio a quello che sarà l'appuntamento modenese. Parliamo dell'organizzazione Friul Motor, perché voi riuscite a seguire contemporaneamente a regime completo quante vetture, in questo caso magari seguendo anche più rally in destinazioni diverse. Beh, allora, sicuramente il prossimo weekend ne dovremmo seguire 3 con 3 piloti molto importanti. Diciamo che è capitato anche di seguire 3 gare in 3 posti diversi, quindi abbiamo, diciamo, la nostra struttura con mio figlio Marco che segue tutta la logistica, Mattia che è responsabile tecnico dell'officina, più altri 2 ragazzi, e poi utilizziamo un pacchetto di meccanici esterni e all'occorrenza, insomma, comunque abbiamo sempre delle persone valide. In genere Adamo immagino ti abbia contattato anche in merito a quella che è la tua lunga esperienza nel mondo dei rally, ma qual è stato il primo approccio, soprattutto l'accordo di massima l'avete trovato subito? Ricordiamo lui team principal del marchio Hyundai a livello mondiale per quanto riguarda le competizioni rallistiche. Sì. Tu dici l'accordo di quest'anno? Sì, certo, di quest'anno. Sai, mi è arrivata una telefonata un sabato pomeriggio proprio da Andrea Adamo, nella quale mi diceva: bene, ti interessa fare questo? Lunedì voglio una risposta. Immagino che tu già dopo pochi minuti un'idea ce l'avevi, anche perché sono occasioni Io mi sono messo lì la domenica a ragionare, ovviamente era un'offerta che non si poteva rifiutare e quindi lunedì abbiamo corso, siamo partiti subito col progetto e eccoci qua, insomma, andiamo avanti. Speriamo, noi ci metteremo tutto l'impegno possibile per poter ottenere il massimo del risultato, adesso vediamo, insomma. Come lo vedi questo campionato italiano rally in questo 2021? Ci sono più favoriti a mio avviso, anche perché bisogna ancora capire bene quelli che saranno i veri valori in campo, a mio avviso. Beh, sicuramente il Ciocco ha detto che c'è un mucchio di piloti, anche di un certo livello, considerando che la federazione anche ha deciso quest'anno di aiutare i piloti giovani con un contributo per partecipare al campionato italiano, ha fatto sì che al Ciocco, adesso non mi ricordo, ma c'erano una marea di vetture R5 e tanti piloti veloci, quindi oggi dire chi ha le potenzialità maggiori non si sa, però sicuramente sembrerebbe un campionato molto combattuto come non succedeva da tanti anni. Claudio, io ti ringrazio di questo tuo intervento, ovviamente il buon lavoro per quanto riguarda questa nuova stagione di Friul Motor, già partita, e poi ci saranno le grandi novità come l'hai accennato appunto a Rally di Sanremo con nomi così importanti affiancati appunto dal marchio Friul Motor. Un buon lavoro e una buona serata ovviamente a tutto te e tutto il team Friul Motor. Grazie, un saluto a tutti voi. Neno